E intanto un grazie ai collaboratori, agli organizzatori del convegno per il gradito invito. Mi chiamo Beatrice Aimi, sono un dirigente scolastico di Parma, che però attualmente sono distaccata, sono fuori ruolo in aspettativa perché mi sto occupando di formazione degli insegnanti, processi di apprendimento e didattica, in particolare dopo aver appena concluso un assegno di ricerca all'Università di Parma in cui appunto mi sono occupata di questi temi. Allora, ovviamente non so da dove cominciare perché le sollecitazioni oggi sono state tantissime, molto importanti. Quelle del professor Paletta poi in particolare mi hanno mosso quella fiammella o quella punta che sento allo stomaco quando sento parlare di educazione, che mi ha convinto a fare questo mestiere prima dell'insegnante e poi a fare quello del dirigente scolastico. Nel 2012, quando vinsi il concorso, avevo un sogno. Il sogno era quello di andare nella direzione di risolvere, ma ci credevo, poi vi svelerò anche com'è andata. Credevo che il mio ruolo fosse davvero un ruolo così importante da poter contribuire un pochettino, una briciolina, a rendere il mondo un po' migliore, un mondo che ha bisogno di equità, un mondo che ha bisogno di una scuola che funzioni, un mondo che ha bisogno di ragazzi il cui successo nella vita, e nella vita non solo professionale ma anche nella vita umana, sia un successo che non possa e non debba dipendere solo dalle famiglie, solo dal background socioculturale di base. E i dati del professor Paletta di nuovo mi muovono quella bocca allo stomaco, mi strizza e mi fa male, e mi arde dentro tutta quella passione che metto nel mio lavoro, che metto in quello che faccio e che mi fa sperare che nonostante il sistema sia ampiamente fuori controllo, lo dico dal di dentro, sia ampiamente fuori controllo, nonostante quello le scuole resistono perché c'è tanta di quella passione educativa in molti delle persone che ci lavorano che grazie a Dio qualcosa si può fare. Lo dico e metto subito le carte, il mio intervento oggi è stato chiamato per questo, per dire se il dirigente scolastico può avere ancora un ruolo in ambito didattico. Allora, parto dicendo, scusa le spalle, parto dicendo subito, la prima cosa, metto le carte sul tavolo, le svelo, che te lo levi dal sangue, ma dal sangue veramente, nel senso che ti levi il fatto di poter incidere su questi fattori, perché per incidere su questi fattori, come diceva anche il collega dirigente prima, bisogna aprire la porta, bisogna ascoltare, bisogna essere presenti, bisogna riuscire a seguire contemporaneamente tutta quella marea di processi amministrativi su cui hai delle responsabilità che non ti fanno tanto volentieri delegare, almeno a me, perché hai una responsabilità molto importante e molto, come dire, anche civilmente e penalmente perseguibile. Penso per esempio alla sicurezza, che occupa un sacco di ore, la gestione della sicurezza all'interno della nostra pratica quotidiana, ma che in realtà come dire, lascia tutta questa serie di burocrazie, di molestie burocratiche come sono state introdotte inizialmente, lascia poco spazio, poco tempo al dirigente per occuparsi di quella che invece dovrebbe essere, a mio avviso, se non la prevalente, perlomeno diciamo, l'attività di pari dignità all'interno di una scuola. Quindi levarselo dal sangue vuol dire che tutto il tempo che dedichi all'ascolto delle persone, e sono tantissime, che deleghi alla supervisione dei processi educativi e didattici dentro la scuola, è tempo che ti togli dalla vita personale, e non ho paura a dirlo, dalla vita personale, perché
ovviamente, come dicevo prima, a quelle molestie burocratiche dobbiamo assolvere. Quindi se vogliamo tenere tutti e due i compiti, per forza abbiamo di fronte un carico di lavoro talmente pesante che vi assicuro non è facile gestire. Ora, chi di voi farà il concorso, spero che le cose migliorino negli anni a venire, ma sicuramente è molto impegnativo. Quindi parto con questa premessa, così ci siamo detti le cose immediatamente, ma volevo anche così confrontarvi e portarvi la mia esperienza invece di quello che si può riuscire a fare partendo un po' dal contesto in cui si è e dalla situazione data. Allora, il titolo che ho deciso di dare all'intervento era appunto la difficile ricerca dell'autonomia. Abbiamo parlato tanto di autonomia, abbiamo parlato di diversi tipi di autonomie, ma l'autonomia didattica è quella che, come dire, dovrebbe aiutare a risolvere i problemi che il professor Paletta ci ha così diligentemente esposto e brillantemente esposto. Quindi dobbiamo riappropriarci di questa funzione e dobbiamo farlo appunto con tanta fatica, ma cercando di rivendicare sempre questo ruolo, non abdicando a questo ruolo così importante. Allora, senza saperlo, che il dottor Giacobbi avrebbe in qualche modo citato il ministro Berlinguer, perché l'autonomia didattica, come sapete, deriva dalla sua lungimiranza che dal lontano 99 previse, diciamo, quello che potrebbe essere stato il valore futuro dell'autonomia. Questo è il professor Berlinguer, un convegno a cui lo invitai nella mia scuola e citò esattamente le stesse parole che, senza metterci d'accordo, non lo sapevo. Dice: la scuola deve essere come la nostra casa, era un convegno sugli spazi, poi capirete perché, è un posto dove si sta bene, dove si costruisce insieme il sapere. Occorre rompere l'ipercognitivismo, l'iperdisciplinarismo, il sapere trasmissivo ed enciclopedico. Tutto è cambiato da 100 anni a questa parte, ma non le aule scolastiche. Bisogna bruciare i banchi, anche io ho un po' tremato perché c'erano anche alcuni dei miei ragazzi, abolire i corridoi e anche il Ministero dell'Istruzione per realizzare l'autonomia. Quindi parto da queste parole perché sono quelle che ci avrebbero dovuto guidare l'azione politica dal 99 ad oggi. Tutti sappiamo come è andata a finire. E questo è, giusto per introdurre il tema magari in maniera un po' più personale, un post di LinkedIn che ho ricevuto quando ho pubblicizzato il convegno di oggi sul mio profilo. E è una docente, di cui ovviamente ho oscurato il nome, che dice: in base alla mia esperienza il DS non si occupa più di didattica, infatti l'insegnante non ha più un punto di riferimento. Guardate che è molto triste anche sentirsi dire queste cose. Inoltre tutte le comunicazioni, tutti gli incarichi vengono conferiti ai docenti via mail. Nelle scuole, a causa dell'autonomia e del cambio della figura del preside manager, cambiamento che io personalmente non condivido, il docente è rimasto da solo. Ed è vero, il docente è rimasto da solo se il dirigente non riesce a ascoltare tutti, ma vi assicuro che ascoltare le problematiche di 120 insegnanti, mediamente 100, non è una cosa semplice da gestire. Non è previsto un dialogo col preside per discutere, ad esempio, come svolgere le ore di potenziamento. Tutto viene dall'alto in modo meccanico e improduttivo. Ecco, sono parole che in qualche modo non descrivono ovviamente tutte le realtà, ma ahimè descrivono molte realtà, proprio perché il dirigente non ce la fa a stare dietro a tutto. Non è cattiva volontà, a volte diventa quasi una forma di difesa, sana difesa, perché non ci si riesce a stare dietro a tutte le incombenze e ogni persona che arriva e vuole parlare con te è una persona che ti porta il 100° problema della mattina e affrontarli tutti non hai, alla fine diventa anche una sorta, dico io, di difesa personale, per cui a volte si può mettere un muro proprio per difendersi dall'eccessivo stress. Questa è la ricerca che tutti conoscete di Massimo Cerulli, che
Ovviamente è una ricerca condotta con una modalità di tipo qualitativo, quindi un'osservazione qualitativa sul campo, si intitola proprio Gli equilibristi, ha seguito 4 dirigenti però nel tempo e conclude nella sua analisi. È un libro scaricabile gratuitamente su internet, quindi lo potete scaricare tranquillamente. In nessuna delle scuole investigate il dirigente è colto mentre discute con il collegio o i singoli docenti degli specifici indirizzi educativi della scuola, dei pregi o dei limiti delle attuali pratiche didattiche adottate e come possibilmente rinnovarle, dei problemi di questo o di quella classe o di questo o quel dipartimento. I collegi sono diventati, permettetemi di dirlo anche in maniera un po' provocatoria, un po' forte, quasi degli organi dove si fa attività sindacale, dove si fa pochissima attività didattica, dove si ragiona pochissimo su quello che deve servire o non deve servire, praticamente non si discute praticamente mai. Non so che esperienza abbiate voi, ma quando si portano i dati invalsi per analizzare i dati e suggerire delle proposte, la maggior parte degli insegnanti corregge i compiti, guarda il cellulare, è poco interessata, non c'è nessuna discussione. Questo è il fallimento della didattica, è il fallimento della comunità educante, perché siamo un sistema che, se il dirigente deve riappropriarsi a fatica della propria professionalità anche in ambito didattico ed educativo, anche il collegio docenti deve parimenti appropriarsi della propria prerogativa di essere un organo tecnico e un organo didattico che si occupa di didattica. Didattica non vuol dire fare l'orario, dare i criteri per assegnazione delle cattedre, dare i criteri per oppure elaborare il TOEFL che viene elaborato da numero 3/4 docenti per scuola e gli altri lo votano senza neanche conoscerlo. Fare didattica vuol dire costruire una comunità che lavori insieme al dirigente per costruire il successo formativo degli studenti che è in carico. Se così non va, se così non funziona, tutte e due le figure cardine, Paletta ce lo ricordava, sia i docenti che i dirigenti devono lavorare insieme con reciproca fiducia, con una fiducia professionale che deve instaurarsi affinché questi organi e questo collegio docenti presieduto dal dirigente sia un organo che effettivamente lavora in termini di comunità, non come funziona adesso. Quindi c'è tanto da ripensare sulla figura del dirigente scolastico, ma c'è tanto anche da ripensare sulla figura dell'insegnante. Oggi è così, come abbiamo messo in premessa, quindi c'è un sbilanciamento molto forte sul lato, diciamo così, amministrativo. Dovrebbe tornare, dico io, almeno così, cioè almeno perché preferirei che leggermente fosse sbilanciata sul lato degli apprendimenti, ma se proprio deve essere, mettiamoci almeno alla pari, non certo come siamo adesso. Questo è, per ridere, una vignetta che era comparsa su Facebook per sdrammatizzare un po' la pesantezza dei contenuti che stiamo trattando e per vedere proprio, si chiama Presidopolis e porta, se vedete, alcune caselline, per esempio ritardo pratica, multa INAIL, ma ritardo pratica non è che il dirigente fa la pratica formalmente, non è che dice agli assistenti amministrativi, a DSGA, che le pratiche vanno pagate, vanno passate in certi tempi. Se però l'assistente amministrativo si ammala, se il DSGA non è particolarmente lungimirante a sostituire nella pratica, va a finire che la multa chi va? Al dirigente scolastico. Tutte queste caselle sono multa dei vigili del fuoco, terremoto, il DS va in carcere, ahimè, è vero, perché è responsabile anche di quella cosa. Cioè capite che tutta questa casellina che per ridere vi ho portato toglie tempo e spazio al dirigente scolastico per occuparsi di quella che è e dovrebbe essere la sua funzione principale. Però è ora di cambiare
cambiare, è ora di cambiare perché, come diceva Paletta, il sistema è fuori controllo. Io più o meno scherzosamente dico sempre che la scuola mi sembra che segua la mia formazione di base, una formazione scientifica, quindi dico sempre che la scuola mi sembra che segua perfettamente l'entropia, più cerchi di metterla a posto, più questa sfugge da tutte le maglie possibili e immaginabili, e da un punto di vista organizzativo intendo. Quindi chiaramente dobbiamo però riportare la scuola verso il ruolo che gli appartiene, verso un ruolo il cui che è stato ben descritto dal collega precedentemente, ma che non è più quello di scrivere, leggere e far di conto, non è più l'alfabetizzazione il ruolo principale che la scuola oggi deve fare, ma è creare successo formativo. Vuol dire rendere i nostri studenti competitivi in termini di creatività, pensiero divergente, pensiero elevato, abilità di comunicazione, abilità di collaborazione. Il mondo del lavoro e la complessità della società di oggi chiedono questo, e la scuola dov'è? Ma dov'è il dirigente? Qual è il ruolo che il dirigente deve fare per portare le scuole qui? Perché qui c'è bisogno di formare gli studenti, perché non è possibile che lo studente che ha gli strumenti per essere una persona di successo domani in campo lavorativo sia perché ha un background socio-economico-culturale di un certo tipo. Dobbiamo dare a tutti, perché questa è la mission della nostra scuola, e i dati di Paletta ci devono far alzare dalla sedia e dire basta, e dire dobbiamo agire, perché qua ne va del paese, non ne va di me, di mio figlio, che pazienza, arriveremo anche noi alla pensione e chiuderemo questa vicenda. Per me è un po' frustrante, devo dire, perché sono partita dicendo avevo un sogno, sono qui oggi dicendo il mio sogno si è molto ridimensionato, molto ridimensionato. Mi rimane la fiammella, e grazie a Dio, se no non continuerei a fare questo mestiere, ma chiaramente tutta quella possibilità di agire le vedo un po' sfumate. Invece dobbiamo alzarci in piedi e dire basta, perché la scuola ha bisogno di cambiamento, così com'è non funziona più, e i dati precedenti, quindi non speculazioni varie, non speculazioni ideologiche, ma i dati ci dicono che così non va e quindi dobbiamo cambiare. Però, per non essere completamente pessimista, perché poi non è la mia natura, vi volevo presentare prima scusate, di presentarvi la mia esperienza, quindi quello che timidamente ho cercato di fare, senza ovviamente avere la presunzione di aver fatto tanto, ma quel briciolo per dire si può fare, perché dobbiamo comunque tenere presente che le condizioni ci rendono difficile ritagliarci il ruolo educativo, ma non per questo dobbiamo abdicare al ruolo, cioè assolutamente non vorrei che passasse questo messaggio. Difficile sì, ma assolutamente irrinunciabile. Allora, ovviamente ho preso la similitudine della leva, perché la leva per il cambiamento non può che essere, a mio avviso, il dirigente scolastico, perché le comunità che sono dentro le scuole hanno bisogno di una guida che sia una guida, come diceva Paletta, autorevole, ma senza rinunciare anche al, tra virgolette, potere e quindi all'autorità di poter guidare la propria comunità verso il cambiamento. Resistenze ne abbiamo una marea, dal contesto in cui ci muoviamo, abbiamo detto tutto, ancora una volta volutamente voglio essere provocatrice, anche molte volte i collegi docenti, perché banalmente qualunque cambiamento si introduca, io credo che faccia parte un po', della cultura del nostro paese, del nostro popolo, ma sicuramente fa parte della cultura della scuola. Ogni cambiamento è vissuto con una resistenza pazzesca, ogni novità è vissuta con una resistenza pazzesca. Abbiamo perso nel tempo tantissime opportunità, penso al middle management e penso di nuovo alla grande lungimiranza del professor Berlinguer e al concorsone che fece per introdurre la carriera dei docenti, e penso alla rivolta
che ci fu quando il ministro Berlinguer, fece cadere il ministro Berlinguer, propose questo tipo di... oggi siamo a distanza di 20 anni, siamo ancora qui che chiediamo la carriera dei docenti. Ecco, questo per dire il punto della resistenza. Bene. Il fulcro è la passione, ho iniziato da qui e quindi per produrre cambiamento di ingredienti sono sicuramente il dirigente che deve far leva alle tante resistenze che trova, ma il fulcro deve essere la passione. Senza passione non si fa niente, perché sono partita dicendo che te lo togli dal sangue questo tempo, e senza passione non si toglie niente né dalla vita personale né dal sangue. Allora, però, per non essere troppo pessimisti, velocemente vi racconto che cosa ho provato a fare io relativamente alle azioni didattiche, quindi come può il dirigente in qualche modo fare leva sul cambiamento della didattica. Il titolo del mio intervento è l'autonomia didattica, sogno o realtà. Probabilmente siamo in mezzo, né un sogno né una realtà, ma piccoli passi si possono fare. Vi racconto quindi la mia esperienza. Nel 2012, quando vinsi appunto il concorso, ero, come vi accennavo, piena di sogni. Io cambierò il mondo, poi forse non ho cambiato neanche un po' della mia scuola, ma comunque qualcosa ho provato a fare, diciamola così. Allora, la prima azione che ho fatto è rivolgermi, c'era sicuramente anche diciamo il contesto che lo portava. In Italia c'è un grande dibattito sugli spazi scolastici, quanto gli spazi influiscano sugli apprendimenti, e siccome personalmente credo tantissimo che, come diceva il ministro Berlinguer all'inizio, ricordate, la scuola è un posto dove bisogna stare bene, quando sono entrata nella mia scuola appena preso l'incarico ho detto: oddio, ma com'è grigia, com'è brutta, com'è triste, ma per forza uno non ama venire a scuola, perché in un ambiente così angusto, severo, triste, magari invece creando le condizioni ambientali perché l'ambiente possa aiutare sia la didattica, perché gli spazi insegnano, no? Come diceva qualcuno, magari si può cercare di cambiare un po' la didattica. Allora la scuola è questa, un istituto superiore con 5 indirizzi di studio, quindi un IS, e la prima cosa che abbiamo fatto è provare, e ve lo racconto con un video. Ho un po' di tempo o salto il video? Ve lo racconto con un video perché rende meglio delle mie parole sicuramente, però siccome non va a YouTube deve uscire da qui e andarlo a prendere direttamente da qui. pedagogici, cioè che in qualche modo possano creare quelle opportunità di collaborazione e di condivisione che a volte dentro la scuola mancano. Il design collaborativo è un metodo di progettazione partecipata. Quello che ci siamo proposti era quello di ascoltare i bisogni degli studenti e cercare delle risposte che fossero condivise. Il progetto di architettura scolastica è
proposto da noi sotto forma di un workshop. E oggi abbiamo fatto un progetto con architetti per vedere come possiamo migliorare la nostra scuola. Il mio gruppo si è occupato della realtà del progetto e siamo partiti con un modello in carta nel quale abbiamo individuato quelli che sono i flussi degli studenti e comunque del personale ATA, degli insegnanti e dei genitori. L'intenzione del workshop, che poi è stata anche il risultato finale, era proprio quella di dare la possibilità agli studenti di guardare alla propria scuola in un'altra forma. In quale forma? Nella forma di trasformazione. Oggi abbiamo con il gruppo individuato quelli che sono gli aspetti della scuola che ci piacciono, quelli che non ci piacciono e quelli che vorremmo migliorare. E questo progetto è suddiviso in diverse fasi. Innanzitutto c'è la parte che riguarda quella dell'ingresso, che riguarda l'ingresso, quindi l'atrio, che viene trasformato in una nuova agorà, dove al centro viene posta una seduta che era stata molto richiesta dagli studenti perché mancava nella scuola un punto di aggregazione. Oggi ho fatto un gruppo di segnaletica per cercare appunto di individuare i punti della nostra scuola, per cercare di riuscire a indirizzare chi magari è la prima volta che la frequenta nelle varie classi. È stato divertente, sì, perché noi abbiamo esperienze con l'università e invece lavorare con gli studenti di un liceo ha un'immediatezza diversa. Il compito nostro era quello di cogliere le sfumature principali e devo dire che da questo punto di vista gli studenti già sono stati molto chiari, perché ci è sembrato di capire che un tema fondamentale che loro cercavano era quello dell'integrazione. Ecco, questo era un progetto, spero che non mi parta dall'inizio perché non c'è niente, va bene, andiamo così. Questo era un progetto che, come vedete, ha coinvolto gli studenti nella coprogettazione insieme agli architetti della rivisitazione degli spazi della scuola in base ai bisogni che sentivano. Quindi abbiamo coinvolto questi studenti con questo workshop che avete visto e abbiamo cercato però di dare spazio alle loro idee. Quindi questo è stato fatto a maggio, ai primi di giugno, prima della scuola. A settembre, quando sono tornati gli studenti, si sono trovati la scuola con le indicazioni che avevano dato nei loro bisogni e nei loro sogni anche. Quindi una scuola sicuramente dove ci fosse la possibilità di stare bene, ma anche contestualmente di creare degli spazi per una didattica alternativa, per una didattica non solo trasmissiva. Queste sono alcune immagini che potete vedere della scuola, quindi guardate il colore, abbiamo creato anche dei banchetti nei corridoi per poter fare dei lavori anche fuori dall'aula. Questo era l'atrio come era prima. Questo è l'atrio come è diventato dopo. Non solo abbiamo agito sugli spazi comuni, ma abbiamo cercato anche di agire sugli spazi d'aula, sulle classi, perché una didattica collaborativa, una didattica che pone al centro lo studente, deve essere una didattica che ha spazi adeguati, spazi e tempi adeguati. Ora sui tempi si aprono tantissime problematiche, tipo l'orario dei docenti, ma sicuramente sugli spazi si può agire. E allora abbiamo trasformato l'aula dal vecchio modello, siamo partiti con la prima e vi ricordo le resistenze da cui partivo all'inizio, no? La prima aula che abbiamo fatto con questi banchi modulari, ormai se ne vedono tante, ma era il 2012, non ce n'erano tante allora. Mi ricordo che i bidelli, ma non solo, appena sono arrivati i banchi io ero felicissima, contentissima. La prima cosa che mi sono sentita dire è: sembrano i banchi dell'asilo, tanto per dire l'accoglimento delle novità con cui di solito le comunità
ecco, questi sono i ragazzi al lavoro. Poi successivamente da quell'aula siamo partiti con fare tutte le prime dell'anno successivo con quel setting d'aula, un setting d'aula che rende più difficile al docente lavorare in maniera frontale, mentre rende un po' più, richiama un po' l'idea di dire ma aspetta un po' che magari li faccio lavorare in gruppo, essendo diciamo l'aula non frontale col setting frontale, ma un'aula che ha un setting molto più collaborativo, molto più funzionale ai lavori di gruppo. Vedete, queste sono le aule. Poi però ovviamente siamo andati avanti e il terzo anno abbiamo invece, prima che venissi via, abbiamo trasformato un vecchio laboratorio di informatica, questa è l'aula vera, quindi è la foto ovviamente degli architetti che hanno lavorato, ma è l'aula veramente così. Era un vecchio laboratorio di informatica che si è trasformato in un'aula secondo le indicazioni dell'European School Net, cui fa parte anche Indire per l'Italia, che ovviamente descrive l'aula come uno spazio in cui bisogna creare, ricercare, interagire, sviluppare e scambiarsi e presentare, quindi un'aula che chiama gli studenti a lavorare in maniera interattiva. E che cosa abbiamo fatto? Poi ci arriverò, non l'abbiamo lasciata così, abbiamo dato decisione presa di collegio, da alcuni ovviamente in modo propositivo, da altri molto meno, come potrete immaginare, però abbiamo fatto sì che ogni classe ruotasse almeno una settimana in quell'aula. Perché questo? Perché almeno in questo modo si poteva incidere anche su quegli insegnanti che invece difficilmente lavoravano con una didattica fuori dalla didattica tradizionale, proprio perché il setting d'aula e gli studenti richiamavano in questo modo l'esercizio a una didattica più ovviamente più innovativa, chiamiamola così. Adesso scorro velocemente le immagini. Abbiamo usato la pittura con quindi gli studenti che scimmiottando l'MIT potevano scrivere sui muri e poi si cancella, quindi esistono anche queste possibilità e funziona bene. Questa è l'area dell'interazione, poi l'area dello sviluppo, quindi gli studenti potevano lavorare da soli, l'area della condivisione, dello scambio tra pari, e infine l'area in cui gli studenti potevano presentare i loro lavori. Queste vedete gli studenti al lavoro, vari spaccati degli studenti al lavoro, la prof Artusi, il professor Zoni di Scienze, questi sono i ragazzi. L'anno dopo, finito il triennio, sono passata a una scuola in città, l'altra era una scuola fuori città, quindi ho adottato la stessa modalità della scuola precedente, ho rivisitato gli spazi comuni. Questi erano 2 stanzette in cui c'erano dei magazzini in un grande atrio tipo questo, e abbiamo rivisitato gli spazi in questo modo, spazi dove gli studenti possono trovare modo per studiare, per confrontarsi, per dialogare tra loro. Queste sono alcune immagini, compresa lo scambio dei laboratori di informatica in laboratori di per esempio questa impresa simulata con un setting sicuramente più collaborativo. Ma non basta agire sugli spazi, bisogna agire sulla didattica, ma gli spazi chiamano tanto la didattica, per questo dico che forse è una delle cose in cui bisogna investire, e il dirigente lì può tanto perché magari in termini di fatica è tantissima, perché vi lascio immaginare dalla sicurezza, la gestione del cantiere, eccetera eccetera, ma almeno in termini di comunque di libertà di azione può tanto. Siamo passati, quindi vi raccontavo di queste classi con i banchi, a trasformare queste classi in un modello di classe che lavora per progetto. Lavora per progetto ovviamente non tutte le ore dell'anno, non in tutte ovviamente gli anni,
ma sicuramente siamo partiti dalle prime, abbiamo fatto una massiccia formazione sia in ambito didattico che in ambito tecnologico, siamo addirittura andati, ci siamo messi in rete con altre 3 scuole, abbiamo pagato il professor Durmaskin, che è il professore dell'MIT di Boston, che è promotore dell'insegnamento TEAL, Technology Enabled Active Learning, e siamo andati con un pulmino, un gruppo di insegnanti e me compresa, a fare formazione a Mantova insieme al Fermi, al Savoia Benincasa di Ancona, con tutti i docenti di queste 3 scuole, a fare formazione un giorno intero col professor Durmaskin, perché non basta dare gli spazi, essere un leader educativo vuol dire anche il dirigente ha il ruolo di proporre queste iniziative. È chiaro che poi ci deve essere il docente che segue, ma questo è il ruolo del dirigente. Il dirigente deve mettere nelle condizioni di, esattamente come l'insegnante deve mettere nelle condizioni di i propri studenti. Questo è l'agire del dirigente, per quanto mi riguarda la mia opinione, in termini di didattica e di innovazione didattica. Io devo metterti nelle condizioni, ti do gli spazi, ti do i tempi se riesco, compatibilmente con il giorno libero degli insegnanti, l'orario di 18 ore, eccetera, 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 settimanale, eccetera, eccetera. Ti do gli spazi, ti do i tempi, ti do le opportunità, compresa la formazione, ti guido nel percorso, perché ho in mente dove voglio arrivare, io ho in mente quali sono le potenzialità della mia scuola e quali sono le fragilità della mia scuola, ho in mente su quali docenti posso far leva per promuovere cambiamento e ho in mente quelli che probabilmente non smuoverò mai, ma piano piano qualcosa ho notato che si è mosso. In questi incontri di formazione assolutamente non obbligatori venivano in tantissimi, si accorgevano che la scuola qualcosa stava muovendo e quindi alla fine rimanere dietro non è mai molto carino per nessuno. Ovviamente abbiamo anche recepito dei fondi che sono fondamentali, perché abbiamo partecipato, nella nostra provincia c'è una fondazione bancaria che apre un bando ogni anno sull'innovazione scolastica, eroga molti soldi, abbiamo partecipato a quello e abbiamo vinto e quindi con quello abbiamo fatto i soldi, ma ho usato anche i soldi dei contributi delle famiglie per fare gli spazi, non è nessun problema, quindi un po'. E quindi diciamo, abbiamo trasformato il concetto che la classe che va in laboratorio, in realtà l'aula diventa un laboratorio e allora, come vi dicevo, ogni classe partecipava a dei progetti interdisciplinari in cui, qui sì, destrutturavamo spazio e tempo completamente. Era una settimana nel primo quadrimestre, una settimana nel secondo quadrimestre, ma finalmente la didattica prendeva una piega che non era più la piega della didattica espressamente trasmissiva e frontale, ma ogni consiglio di classe elaborava un progetto in cui per una settimana non c'erano più le discipline, agli studenti veniva assegnato un compito, un progetto e gli studenti, affiancati dagli insegnanti come facilitatori, eseguivano e portavano avanti quel determinato progetto. Questo è un altro esempio di progetto, di orario. Siamo passati quindi dall'aula TEAL, come vi dicevo, a rendere questo progetto poi trasversale in tutte le classi prime, utilizzando il BIOD, quindi ogni studente utilizzava il proprio dispositivo personale cellulare per fare didattica innovativa e digitale e quindi tutte le classi prime sono partite con una didattica di tipo innovativo e digitale. Ok, il docente diventa quindi regista, la didattica innovativa veniva fatta sia per disciplina, perché non è che poi finito queste settimane di progetto si tornava, l'idea era invece di fare continuamente una didattica meno trasmissiva e più partecipata. Ovviamente il metodo di studio più dinamico e creativo, le metodologie prevalentemente usate sono state queste, ma ovviamente le conoscete tutti. Fortemente importante era per noi sviluppare le competenze trasversali, perché vi dicevo che sono fondamentali nella nuova alfabetizzazione. Siamo stati premiati per questo, perché
Ho avuto la fortuna di finire sulla prima pagina della Repubblica. Secondo me quel giorno lì non avevano notizie, non so cosa è successo alla notte, dovevamo essere in sesta, settima pagina, mi aveva scritto il giornalista, il mattino dopo mi sento telefonare 100 persone, sei in prima pagina, secondo me è successo qualche buco alla notte, perché non è spiegabile, insomma. Però da quello, e quindi dall'intervista che poi mi era stata fatta dal giornalista, mi ha telefonato l'Indire, e era il momento in cui istituivano le avanguardie educative, e mi ha convocato per il tavolo delle 22 scuole fondatrici del movimento di avanguardie educative per la forte carattere di innovatività, e queste erano e sono le cose che tengono la fiammella accesa. Qui concludo. C'era un altro video, ma non posso mostrarvelo perché qua non va YouTube e non l'avevo scaricato. In questo caso era la seconda scuola, no? Quella che poi ho diretto nel secondo triennio, in cui sono entrata nel 2015 con la legge 107, ho detto finalmente posso avere un po' più di opportunità. Poi in realtà è andata come è andata, io ci ho creduto tanto, io sono stata una di quelle che ci ha creduto tanto. Non era una legge perfetta, no, probabilmente non l'è nessuna perfetta, perfettibile sì, tutto, ma sicuramente era una legge, ed è una legge che poteva ampliare un po' l'innovazione, introdurre un po' l'innovazione. E ho detto, finalmente ho l'alternanza, finalmente posso spingere il mio collegio a investire sulle competenze trasversali in maniera diretta. E allora che cosa abbiamo fatto? Era il primo anno in cui si chiedeva di fare la programmazione triennale per l'alternanza. Ho detto, va bene, nelle quinte lasciamole libere dalle ore e cerchiamo di fare un pacchetto di competenze trasversali, e abbiamo destrutturato tutte le classi quinte, o meglio gli studenti delle classi quinte, che per una settimana nel primo quadrimestre e una nel secondo si iscrivevano a dei corsi di sviluppo di competenze trasversali in maniera solamente per interesse. Non c'era più la quinta A che faceva questo, la quinta B che faceva questo, la quinta C. Finalmente diamo a questi studenti uno spazio minimo di autonomia e di libertà di scelta nel scegliere quello che a loro interessava. Abbiamo fatto laboratori di radio, laboratori di cinema, laboratori di public speaking, laboratori di robotica in un istituto tecnico economico commerciale, perché non ha importanza, in questo caso non aveva importanza sviluppare le discipline, le competenze disciplinari. Quello che si voleva fare era fornire a loro delle competenze, delle occasioni di sviluppo di competenze trasversali. Quindi questo, il video purtroppo non ce l'ho, questo è il link se volete andarlo a cercare, purtroppo YouTube è bloccato. Concludo dicendo così, con una nota di positività. Però prima di dirvi la nota di positività, vi dico anche che quando ho abbandonato le scuole molte di queste cose sono andate scemando. Lo dico perché per avvalorare il fatto che quando c'è un dirigente che ci crede, le cose si fanno. Quando il dirigente va via, se l'altro non ci crede altrettanto, le cose non si fanno più. Però volevo concludere invece con una nota di positività, per dire che quando il perché è forte, il come si trova sempre. Quindi il ruolo del dirigente scolastico nell'implementare la didattica e nell'essere leader educativo c'è, rimane, ma dobbiamo proprio guadagnarcelo, e dobbiamo riprendercelo con forza, perché noi veniamo da una professione di educatore, non veniamo dall'amministrazione, e dobbiamo riappropriarci di quella che è la nostra natura, cioè la natura dell'essere educatore, perché è quello che almeno a pari delle altre mansioni quindi never give up, e grazie per l'ascolto e per l'attenzione.